Bene, buon pomeriggio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che sono collegati a questo seminario e buon pomeriggio agli insegnanti che anche loro sono collegati per questo terzo incontro. Oggi il nostro ospite è il professor Giacomo Bonan, che verrà presentato poi dalla dottoressa Nadia Olivieri. L'incontro, come sapete, ha un tema molto importante e molto attuale, l'invenzione dell'ambiente nel secondo Novecento, e quindi non rubo altro tempo e lascio la parola alla dottoressa Olivieri per la presentazione del nostro ospite, che ringraziamo come ufficio scolastico regionale proprio per questa collaborazione che è stata avviata già a partire dallo scorso anno con questi seminari di pensare il secondo dopoguerra. Perché vogliamo appunto dare un supporto agli insegnanti e alle scuole anche in vista dell'esame di Stato. Ricordo come sempre che vi verrà messo a disposizione il link per le firme per chi richiederà poi l'attestato di partecipazione e ugualmente verrà messo a disposizione il link per porre poi le domande al professor Bonan man mano che appunto scorrerà la sua relazione. Non mi taccio e lascio la parola alla professoressa Nadia Olivieri. Grazie dottor Gaudio, mi unisco anch'io ai ringraziamenti al professor Bonan per aver accettato di essere con noi oggi pomeriggio. Il tema immagino interesserà moltissimo non solo i colleghi ma anche i ragazzi. Il professor Bonan lavora come ricercatore presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, dove insegna in 2 corsi, Storia economica e sociale dell'ambiente e Storia, memoria, interpretazioni e usi pubblici, nel corso di laurea magistrale in scienze storiche di quell'Ateneo. Ha un lunghissimo curriculum di esperienze di ricerca sia in Italia, Ca' Foscari, Bologna, sia all'estero, è stato in Bulgaria, in Svezia, in Germania, in diversi luoghi. Attualmente è coordinatore scientifico di 2 progetti, sempre dell'Università di Torino, relativi all'energia della montagna, il settore idroelettrico dalle Alpi ai Pirenei, e da Perarolo a Venezia, viaggio tra l'acqua e l'ingegno. Ha numerosissime pubblicazioni, cito qua solo i 2 volumi di cui è unico autore. Il primo del 2020 è uscito per i tipi di Biella, il titolo è Le acque agitate della patria, l'industrializzazione del Piave, 1882-1966. L'altro invece è dell'anno precedente ed è uscito per i tipi di Cambridge, The State in the Forest, Contested Commons in the 19th Century Venetian Alps. È un esperto di storia dell'ambiente, come avrete capito, infatti la sua relazione, come ha anticipato il dottor Gaudio, ha per titolo L'invenzione dell'ambiente nel secondo Novecento. Mi taccio anch'io e cedo la parola al professore, ringraziandolo di nuovo per essere con noi. Grazie mille a te Nadia e grazie ovviamente a tutti gli organizzatori di questo ciclo di seminari. Io come prima cosa tento subito di ricondividere lo schermo, sperando vada bene, magari vi chiederò un cenno. Si vede? Sì. Perfetto, a tutto schermo, vero? Non a tutto schermo. Ah, ecco. Riproviamo. Ora? Adesso no. È il solito ritardo nel... No, non si vede. Non siamo in condivisione. Allora... Riproviamo. Ci siamo. Ok. Sempre a tutto schermo? Sì. Perfetto. Poi al massimo se vi dico anche quando scorre la prima volta, così vi chiedo conferma su quello. Grazie ancora e innanzitutto partirei dal titolo che spero non sia troppo criptico o magari anche che porti a delle cattive o male interpretazioni. Naturalmente quell'insieme di dinamiche, questioni, elementi a cui noi oggi ci riferiamo con il termine ambiente è sempre esistito, con ovviamente caratteristiche diverse che sono cambiate nel corso del tempo, dinamiche diverse, ma naturalmente c'è da ben prima della seconda metà del Novecento.
quello che volevo un po' sottolineare con il titolo è che il concetto che noi oggi associamo all'ambiente, e lo dico già ora, ma poi insomma ci tornerò su questo aspetto, un concetto che lo definisce sempre di più come un ambiente globale e totale, mettiamola così, e poi cercherò un po' di spiegarmi, è questo sì una invenzione della seconda metà del Novecento, cioè si inizia a ragionare in un certo modo di questioni ecologiche a partire dalla seconda metà del Novecento. Ovviamente però, come sempre accade, si possono trovare degli antesignani di questo concetto, si possono trovare dei precedenti e quello che vorrei provare a fare un po' con voi questo pomeriggio è cercare di fare un'archeologia dell'ambiente, mettiamola così, del concetto attuale di ambiente, cercando di andare a definire due genealogie di due termini che oggi credo siano... Insomma, gli esempi abbondano, onnipresenti nel dibattito pubblico, in quello culturale e in parte anche politico. Uno appunto ambiente e l'altro sostenibilità. Ho passato la slide, spero la cosa funzioni. Gli esempi davvero sono moltissimi, molto spesso questi termini naturalmente compaiono in coppia, sono uno l'aggettivo dell'altro, ambiente sostenibile, sostenibilità ambientale. Credo che se domani tentate di sfogliare un qualsiasi giornale, un sito di news, troverete insomma, almeno un paio di volte citati questi termini. E sono, credo, abbastanza rilevanti anche sul piano didattico, almeno all'università, credo anche alla scuola dell'obbligo, viene chiesto nei vari corsi di indicare come questi corsi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Molti di questi obiettivi, come forse si vede dalla slide, hanno a che fare con l'ambiente, quindi di nuovo il rapporto appunto ambiente e sostenibilità. Sono però anche due parole che sono abbastanza sfuggenti come definizione, no? Le usiamo quotidianamente, appunto, le incontriamo nella lettura tutti i giorni, eppure il significato non è sempre ben definito, ben delineato. Gli inglesi le definirebbero probabilmente delle buzzword, cioè delle parole che sono al contempo di moda e anche che vogliono dire un po' tutto e un po' niente. E quindi volevo un po' fare degli esempi storici per capire come si sono sviluppati gli usi di queste parole e in relazione a che dinamiche, che processi e che contesti. E partirò da sostenibilità. Ora, mi hanno detto che purtroppo non è possibile fare un po' di domande, ma sarei stato curioso di capire qual è la definizione che voi dareste di sostenibilità. Quella attualmente più diffusa si lega a un concetto, quello dello sviluppo sostenibile, che si diffonde a partire dagli anni 70 del secolo scorso, in seguito anche a un contesto economico particolare, che era quello delle due crisi petrolifere, quella del 73 e del 79, e si impone nel dibattito pubblico a livello internazionale, e la formulazione più famosa, ripeto, ce ne sono molte, ma quella che vi ho proposto qui io, è quella che viene proposta dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo, che viene solitamente definita Commissione Brundtland dal nome della presidente, che era l'ex premier norvegese, siamo nel 1987. E cito: per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Quindi una definizione, insomma, chiara, lineare, ma che pone un punto, diciamo, come si definiscono questi bisogni e chi li definisce. Secondo me è interessante, per ragionare su questo concetto, tornare alle origini, cioè ai primi usi che sono stati fatti del termine sostenibilità. Così come per lo sviluppo sostenibile, anche per sostenibilità il primo termine era come aggettivo. Cioè la prima volta che compare un termine simile in tedesco si riferisce a rendimento sostenibile. Viene introdotto nel 1713 in questo testo che credo riusciate a vedere qui accanto nella slide, la selvicoltura economica di von Carlowitz, pubblicato appunto nel 1713,
e che è considerato in qualche modo il testo fondativo della moderna scienza forestale. E per capire un po' il significato di questo concetto e i principi che stavano alla base di questo concetto, vale la pena fare un passo indietro e ragionare su qual era il ruolo dei boschi e nello specifico del legname nell'Europa di quei decenni, ma insomma l'Europa di quell'epoca, per dirla un po' più, prenderla un po' più larga. Siamo ancora in epoca preindustriale, e il legname in epoca preindustriale non era una delle tante risorse disponibili, era la risorsa per eccellenza, era la principale materia prima in tutti i settori più rilevanti, come nei consumi di ogni giorno, era pressoché l'unica fonte energetica per produrre energia termica, per riscaldare le abitazioni, per cucinare i cibi, per far andare numerose manifatture. Tanto che si parla, io qui la citazione che trovate nel titolo, dell'onnipresenza del legno, è una formulazione proposta da Brodel che proprio, data l'importanza del legname in questa fase, parla per l'Europa preindustriale di civiltà del legno, riprendendo una formulazione simile che era già stata avanzata mezzo secolo prima, all'inizio del Novecento, da Werner Sombart, che per l'età preindustriale appunto parlava di età del legno. Ora, il legname era sicuramente la risorsa più importante dell'epoca, ma era anche molto difficile da trasportare, per ovvie ragioni, legate al suo peso e al suo volume, tanto che il trasporto su brevi e medie distanze era possibile pressoché solo, appunto quello via terra era possibile solo per medio e brevi distanze, mentre il trasporto su lunghe distanze era possibile solo per vie d'acqua, fiumi oppure via mare. In questo contesto, per tutta l'età moderna, si verificarono frequenti crisi di approvvigionamento del legname, crisi del legname. Dalla fase che insomma successiva alla crisi del 300, poi per i secoli successivi, ci sono vari appelli, allarmi che si diffondono in varie parti d'Europa, appunto, sulle difficoltà di ottenere legname. Una crisi che diventa particolarmente pressante e con preoccupazioni sempre più forti nel Settecento. Siamo in una fase di forte crescita demografica successiva alla crisi del Seicento, insomma al contesto della peste del Manzoni e così via. Nel Settecento vi è una forte ripresa della popolazione a cui però non fa seguito una capacità di questa popolazione di riuscire a ottenere il legname. Ci sono numerosi allarmi, io qui vi ne ho citato uno dalla zona da cui provengo, come probabilmente sentite bene dal mio accento. Siamo nel 1774 e un arciprete che è attivo nei pressi di Belluno scriveva: si sente ormai pressoché per tutta l'Europa essere divenute le legne di una scarsezza assai grande, e noi vediamo purtroppo che a confronto dei tempi andati sono ormai montate ad un prezzo tale che per la povera gente della città, nelle crude invernate, penano di più a mantenersi il fuoco che l'alimento. E poi la citazione prosegue nel descrivere appunto la situazione di estrema difficoltà d'approvvigionamento del legname, di scomparsa quasi, no? Dei boschi, che appunto secondo l'arciprete rappresentavano fino al secolo precedente quasi tutta la provincia e che ormai sono quasi completamente scomparsi. Ora, su questo tema si è scritto moltissimo, gli storici si sono a lungo interrogati sulla realtà della situazione, cioè su quanto questa crisi fosse una crisi percepita dalla popolazione dell'epoca o quanto fosse reale questo arretramento dei boschi, questo estremo diboscamento che caratterizzava questi territori. Diciamo che le ricerche più recenti sono arrivate alla conclusione che in gran parte d'Europa si trattò non tanto di una crisi reale, di arretramento forte dei boschi, quanto di una crisi distributiva. E cioè vi era un forte aumento della popolazione e delle attività manifatturiere, protoindustriali. Vi fu un effettivo, ma probabilmente limitato, arretramento della copertura forestale, soprattutto di quella più prossima ai centri urbani, appunto, o alle vie d'acqua, alle vie di trasporto, e questo creò, una crisi distributiva, perché la domanda
portò a un'esplosione dei costi e soprattutto in molti casi non fu possibile soddisfare le esigenze del mercato, con una serie di tensioni però molto, molto forti. Quello su cui invece volevo un po' soffermarmi è il modo nuovo, rispetto appunto a crisi che, come vi dicevo, ciclicamente si erano presentati nei decenni e nei secoli precedenti, di rispondere a questa situazione che si sviluppò soprattutto nei paesi di area tedesca, con la nascita di quella che viene definita appunto la moderna selvicoltura. Siamo in una fase naturalmente di profonde innovazioni sia nel sapere di varie discipline, sia anche tecniche, degli strumenti che permettevano lo sviluppo di questi saperi, nella cartografia, nella geometria, nella matematica. E in questo contesto i forestali tedeschi iniziarono a sviluppare un nuovo sistema di gestione delle foreste, ispirato appunto al criterio e al concetto di rendimento sostenibile, che aveva l'obiettivo di garantire la maggior produzione di massa legnosa possibile da un bosco, senza comprometterne la continuità dei prelievi sul lungo periodo. Come funzionava questo sistema in maniera, diciamo, anche un po' cercando di semplificare, spero non troppo? Venivano stabiliti dei parametri per il calcolo delle dimensioni del bosco, della massa di legno che questo bosco conteneva e quindi eventualmente anche ovviamente del valore di questa massa di legno. Il bosco veniva suddiviso in delle aree omogenee, cosiddette prese, che poi venivano tagliate a taglio raso, quindi totalmente, tagliando tutti gli alberi presenti nelle varie zone selezionate, in maniera tale che il ciclo di taglio corrispondesse con i tempi di ricrescita del bosco. Per fare un esempio, diciamo, un po' astratto, immaginiamo un bosco circolare, si divide questo cerchio in un numero X di spicchi, in maniera tale che alla fine degli spicchi, quando si torna al primo spicchio, là gli alberi sono ricresciuti in maniera tale che permetta un nuovo taglio. Questo, in buona sostanza, è il sistema, ripeto, in maniera anche un po' troppo semplificata, su cui si fondava la selvicoltura tedesca. Un sistema che fu, tra la fine del Settecento e poi l'inizio dell'Ottocento, preso a modello da tutti i principali stati europei per sviluppare delle nuove leggi forestali, appunto ispirate dai criteri della selvicoltura tedesca, e poi progressivamente anche queste nuove normative, questi nuovi principi di gestione dei boschi, furono esportate, diciamo così, dai paesi europei anche nei territori coloniali. Il successo di queste teorie fu tale che, per fare un esempio, il fondatore del Dipartimento Forestale Indiano, sotto guida britannica, quindi il più grande in termini di foreste, Dipartimento Forestale dell'epoca, e poi i suoi successori, tutti i suoi successori per ben 3 figure, erano tedeschi, pur essendo appunto ai vertici di un'amministrazione forestale di un paese in qualche modo in competizione con la Germania nella seconda metà dell'Ottocento. Ma questo modello si diffuse anche altrove, ad esempio fu di ispirazione anche per lo sviluppo e la creazione del sistema forestale negli Stati Uniti e in altri paesi, insomma molto molto diffuso. Questo sistema portò effettivamente a un notevole, sul breve periodo, aumento della produzione forestale, del legname che poteva essere ricavato dai boschi, ma aveva 2 grossi problemi che sono stati, insomma, sottolineati da diversi studi. Uno era di tipo ecologico, chiamiamolo così, e uno invece di tipo sociale. Per quanto riguarda quello ecologico, la selvicoltura si fondava sull'idea che un bosco era soprattutto io qui l'ho definito una miniera di legname. Quello che interessava del bosco era il legname. Anche le istanze che avevano portato allo sviluppo della selvicoltura scientifica erano motivate in primo luogo dal garantire, no, gli approvvigionamenti di legname per le aree urbane e per i settori strategici, che consumavano enormi quantità di legname. Pensiamo ovviamente nell'Ottocento ancora a tutta la cantieristica, per un periodo molto più lungo
tutta l'edilizia, e si potrebbero fare molti altri esempi. In molti casi ovviamente fonti energetiche alternative si svilupparono solo alla fine dell'Ottocento rispetto magari al caso inglese, che è leggermente diverso. Quest'idea però di appunto considerare il bosco una miniera di legname portava, per avere anche un calcolo più facile della massa legnosa disponibile, a favorire la diffusione di monoculture, in maniera tale, no, che per ogni specie si sapeva più o meno, dopo una certa età, quale fosse la dimensione del tronco e così via. E che avevano anche un'età pressoché uniforme, per i motivi che vi ho spiegato prima, no? Cioè un taglio che procede per prese annualmente su vari territori del bosco porta ovviamente ad uniformare l'età delle piante che crescono in quelle aree e nelle aree limitrofe. Quindi creando delle foreste appunto monospecie e coetanee, molto spesso di conifere, che erano quelle con il maggior valore commerciale all'epoca, in parte anche adesso. E questo sul lungo periodo portò a due problemi. Il primo è che, come ogni monocultura, anche quella forestale ovviamente riduce la varietà di elementi nutritivi presenti nel terreno, e quindi progressivamente, nel giro di 2 generazioni circa, porta a indebolire le piante che vi crescono. Il secondo, anche qui come ogni monocultura, anche quelle forestali sono più soggette alla diffusione di parassiti, perché una volta che un parassita trova una pianta su cui sta bene, se poi quella pianta rappresenta più o meno come specie e come età tutto il bosco, può diffondersi in aree forestali anche molto vaste. È una situazione abbastanza simile a quella che credo più o meno tutti conosciate e che sta avvenendo negli ultimi anni del bostrico, no? Che si sta proprio diffondendo in dei boschi monospecie, quasi tutti di abeti, e sta provocando grandissimi danni, insomma, non solo in Italia, ma ormai in tutta Europa, ma soprattutto con dei picchi forti nelle Alpi orientali. Quindi alla lunga, anche se sul medio-breve periodo queste tecniche portarono a un aumento della produzione dei boschi europei, nel giro di anche meno di un secolo, questo portò in realtà a una serie di problemi abbastanza gravi nella gestione dei boschi europei. Questo è il primo problema, diciamo, dal punto di vista ecologico. Vi era poi un elemento invece di carattere sociale ed economico. E cioè, come vi dicevo, per la selvicoltura 7-800esca il bosco era soprattutto una miniera di legname. Cioè l'idea, i parametri del rendimento sostenibile di un bosco erano i parametri appunto che ne garantissero la sostenibilità in termini di produzione di legname. Ma i boschi erano anche dei territori che venivano utilizzati dalla popolazione rurale, quelle che vivevano in prossimità dei boschi, sia sicuramente per approvvigionarsi di legna, ma per una serie di attività molto diversificate. Si parla appunto di uso multiplo delle risorse forestali, a proposito dell'uso che veniva fatto tra 7 e 800. E cioè raccolta della legna morta, raccolta dello strame per fare la lettiera agli animali, raccolta di bacche e altri prodotti officinali, la caccia e soprattutto l'uso dei territori forestali anche per il pascolo, quello che era maggiormente criticato appunto dai forestali dell'epoca, perché a loro parere, in parte anche in verità, creava profondi danni al patrimonio forestale e alla ricrescita dei boschi. Quindi l'implementazione, lo sviluppo di modelli di gestione dei boschi ispirati da questi principi forestali passò in quasi tutti i paesi europei appunto per una serie di legislazioni sempre più restrittive che impedivano l'utilizzo dei boschi da parte delle popolazioni che vivevano in prossimità di essi, che andavano a limitare le possibilità d'accesso a questi territori da parte delle popolazioni locali per gli usi consuetudinari, quelli tradizionali, che erano molto diffusi anche perché tradizionalmente questi territori erano appunto considerati territori collettivi, che venivano gestiti in maniera collettiva dalle comunità locali. E insomma, le conseguenze di questa trasformazione dal punto di vista sociale sono ben visibili nel fatto che l'Ottocento in Europa è il secolo dei conflitti forestali. È una cosa nota, anche se spesso poi viene considerato in secondo piano, perché nell'Ottocento ci si concentra soprattutto nello studio delle grandi rivolte urbane. Pensiamo
alle vicende del 48. Io qui vi ho messo una frase ancora in inglese perché non è mai uscita l'edizione italiana, ma in una bella sintesi sulla rivoluzione del 48. Spengler dice che appunto ovunque vi erano foreste, vi furono rivolte forestali durante il 48 nelle aree rurali, cioè una situazione molto diversa da quelle urbane. Ma queste vicende furono insomma una conflittualità endemica che fu più acuta magari appunto nei momenti di trasformazione come la rivoluzione del 48, quando veniva a mancare anche, no, l'apparato istituzionale repressivo, ma fu appunto un contrasto endemico continuo che si sviluppò anche attraverso una serie di conflitti e anche di crimini forestali, tant'è che un altro esempio anche abbastanza noto che vale la pena citare è che sul tema appunto dei conflitti forestali e dei furti nelle aree forestali uscirono nel 1842 3 articoli sulla Gazzetta Renana pubblicati da un giovanissimo Karl Marx, allora 24enne, con il titolo Dibattiti sulla legge contro i furti di legna, e che sono considerati, questi 3 scritti, un po' il primo, chiamiamolo, è uno scritto unico in 3 parti, testo dedicato da Marx alla questione sociale. Io qui ho deciso di mettervi anche un altro esempio, perché immagino insomma che la cosa si colleghi anche un po' alle ore, oltre che di storia, di letteratura. Io ricordo che, insomma, non so se si legge ancora, ma quando alle superiori avevo letto la novella Libertà di Giovanni Verga, ero rimasto abbastanza colpito da un aspetto, che poi, insomma, adesso vi spiego. Come probabilmente sapete, la novella è ispirata, anche se non cita mai il paese in cui si svolgono gli eventi, ai fatti di Bronte, e cioè alla rivolta in concomitanza, no, con l'arrivo delle truppe garibaldine in Sicilia, della popolazione locale, che portò all'uccisione di diversi notabili del paese, e poi anche alla repressione che le truppe garibaldine effettuarono in paese, e che ispirò appunto a Verga la stesura della novella. E però c'era una cosa che nella lettura della novella ai tempi non mi era tornata moltissimo, e vi leggo, questo è l'incipit della novella, i primi 3 paragrafi. Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a 3 colori, suonando le campane a storno e cominciando a gridare in piazza «Viva la libertà!». Come il mare in tempesta, la folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei galantuomini, davanti al municipio, sugli scalini della chiesa, un mare di berrette bianche, le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. A te prima, barone, che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri. Innanzi a tutti gli altri una strega con vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. A te, prete del diavolo, che ci hai succhiato l'anima. A te, ricco e pulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso, del sangue del povero. A te, sbirro, che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente. A te, guardaboschi, che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per 2 tari al giorno. Ora, io nell'incontrare tra le vittime del rancore popolare anche il guardaboschi, ecco, ero rimasto molto stupito ai tempi, perché tutto mi aspettavo, tranne che fosse in cima alla lista, insomma, delle persone che potessero subire violenza in caso di una rivolta o di una rivoluzione. In realtà, come è stato poi anche spiegato bene in questo libro che vi ho messo qui in foto, di Lucirai Alzuli, i fatti di Bronte, buona parte, insomma, della rivolta nasceva dai conflitti che erano già presenti all'interno della comunità, proprio per la gestione dei boschi comunali, cioè dei boschi in cui la popolazione, soprattutto le fasce più povere della popolazione, considerava di avere un diritto tradizionale di accesso, e che però le recenti normative, gli sviluppi appunto della normativa forestale avevano appunto bloccato questo diritto d'accesso, e quindi queste tensioni, in questa fase appunto di crollo, no, del sistema statale, si scatenarono proprio nel tentativo da parte della popolazione locale di riottenere i diritti d'accesso ai boschi per le loro pratiche tradizionali. Sugli sviluppi ulteriori della selvicoltura scientifica nel corso del Novecento non dico moltissimo, perché insomma vorrei appunto dire un po' di cose anche sul termine ambiente, oltre a quello sostenibilità, però insomma per chiudere un po' questo discorso, secondo me è opportuno sottolineare che in realtà questo modello di gestione dei boschi non fu questo modello a risolvere i problemi di carestia del legno, di scomparsa dei boschi, di crisi del legno,
che venivano appunto presentati e che erano stati elementi centrali nel dibattito tra 7 e 800. Fu in primo luogo naturalmente la possibilità di utilizzare risorse alternative, sia come materia prima, soprattutto i metalli, sia come fonte energetica, combustibili fossili ovviamente. Ma in realtà con l'industrializzazione, con lo sviluppo, insomma, con l'avanzamento del processo industriale, se è vero che il legname come risorsa calò in termini percentuali, in termini comparati, rispetto alla crescita di altre risorse molto maggiore, in termini assoluti non solo non diminuirono i consumi di legname, ma anzi aumentarono. E si svilupparono anche molti utilizzi nuovi, no? Basti pensare anche che nei settori strategici dell'industrializzazione il legname era utilizzatissimo, nelle miniere di carbone per costruire tutte le infrastrutture, nel settore ferroviario, pensiamo solo alle traversine, no? Lungo i binari, nell'industria chimica, l'industria cardine della seconda rivoluzione industriale, il settore più importante era quello della cellulosa, no? Della trasformazione del legname in carta. E poi ovviamente nell'esplosione urbana che caratterizzò il continente tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in cui ovviamente il legname era utilizzatissimo. In realtà questa pressione fu allentata soprattutto perché grazie alle tecnologie industriali, prima la ferrovia e poi i mercantili in acciaio di grande tonnellaggio, fu possibile superare i limiti distributivi che avevano caratterizzato il commercio del legname in epoca preindustriale. E quindi fu possibile, per alcuni paesi, estendere i bacini d'approvvigionamento di legname verso territori sempre più lontani. È nella seconda metà dell'Ottocento che si verifica anche in alcuni paesi europei e poi via via in tutta Europa, in buona sostanza, un fenomeno che ormai i forestali chiamano appunto transizione forestale, cioè un progressivo aumento della copertura forestale in delle aree, in dei territori, in delle nazioni in cui tradizionalmente per molto tempo prima c'erano state appunto una regressione, una diminuzione della superficie forestale. Un fenomeno che ormai caratterizza tutta Europa, ovviamente con andamenti diversi, ma che ad esempio in Italia è molto avanzato. Basti pensare che in Italia la superficie forestale ormai è più di un terzo della superficie totale del paese, è in crescita e rappresenta la prima destinazione e uso delle tipologie di superfici, no? Censite dall'Istat. Una situazione che in buona parte crea ovviamente le opportunità, ma anche dei problemi. Pensiamo che noi importiamo legname in quantità enormi da paesi in cui la deforestazione invece ha dei ritmi molto molto elevati e quindi a questa deforestazione aumentiamo i costi economici, ma soprattutto energetici e quindi ambientali che richiede appunto importare legname da altri continenti con trasporti anche molto complessi e senza anche avere una, accertamento dei criteri secondo cui questo legname viene tagliato, viene prodotto, viene trasportato e così via. Ma magari su questa cosa torniamo in seguito. Invece vorrei passare al secondo esempio che volevo farvi oggi, che è quello appunto naturalmente da cui prende spunto il titolo, e cioè il termine ambiente. Anche in questo caso siamo di fronte a una profonda evoluzione del concetto che ha mutato significato nel corso del tempo, a differenza che nel caso della sostenibilità o dell'aggettivo sostenibile, che dir si voglia, si tratta di un termine antico, di derivazione latina, ma che fino alla metà del Novecento, e per questo insomma ho scelto un po' il titolo dell'invenzione dell'ambiente, aveva un significato diverso da quello che tendiamo ad attribuirgli oggi. Un significato che in realtà è ancora presente, che usiamo ancora adesso, anzi probabilmente io nei prossimi minuti mi confonderò un po', siccome lo uso spesso, ma insomma fino alla metà del Novecento veniva usato soprattutto per definire come sinonimo di contesto, in buona sostanza, no? La definizione che vi ho proposto qui è della Treccani, spazio che circonda una cosa o una persona e in cui questa si muove o vive. Quindi un significato circoscritto che poteva essere esteso anche al contesto ecologico, appunto il terreno, l'area, ma su una scala locale. Mentre, come insomma, credo sia abbastanza evidente, ormai quando parliamo di ambiente oggi ci riferiamo soprattutto a un concetto globale
non materializzato in qualche modo, ma che si riferisce a un insieme di processi, di dinamiche, di elementi molto, molto complessi, articolati e vasti, non certo a un contesto locale, anche se naturalmente, ripeto, il termine c'è ancora. Nell'Ottocento e anche nella prima metà del Novecento, infatti, il termine ambiente veniva usato quasi esclusivamente nell'ambito delle scienze sociali. Non veniva pressoché usato in quelle che sarebbero definite un tempo, e si definiscono ancora oggi, le scienze dure, no? Quelle naturali. Era molto popolare, ad esempio, nella teoria, poi molto controversa, poi naturalmente confutata, del darwinismo sociale, di Spencer. Era utilizzatissimo, ad esempio, da Veblen nelle sue teorie sulla classe agiata, ma tra gli altri esempi, qui vi ho messo una biografia di Marx scritta da Isaiah Berlin sulla sua vita e il suo ambiente, e naturalmente Berlin non si riferiva al fatto che Marx fosse nato in campagna o avesse respirato un'aria più o meno inquinata, si riferiva al contesto culturale e intellettuale in cui si era formato Marx. Lo sviluppo del moderno globale concetto di ambiente è appunto uno sviluppo che avviene soprattutto nella seconda metà del Novecento. E qui ci sono due storie che si possono raccontare, in parte sovrapponibili, ma in parte, insomma, diciamo contrastanti, no, ma insomma che creano anche dei problemi nella loro sovrapposizione, mettiamola così. La prima è quella tradizionale, è una storia, insomma, che si è consolidata in studi fatti nel corso di vari decenni, è quella probabilmente ancora più nota, che ovviamente vi dirò, e la seconda è più recente, sta emergendo negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni o poco più, di studi recenti, quindi è ormai, insomma, oggetto di approfondimenti anche significativi in campo storiografico, credo meno, ma su questo sarei curioso di sapere la vostra opinione, le vostre curiosità, nel dibattito pubblico o insomma comunque anche nel racconto della storia tra i non addetti ai lavori o tra i non esperti del tema. La prima, vi dicevo, questa un po' più strutturata, chiamiamola convenzionale, è quella che individua il rapporto tra ambiente, cioè lo sviluppo del significato che noi solitamente associamo oggi al termine ambiente, con lo sviluppo dell'ambientalismo di massa. Cioè, appunto, a partire dagli anni 60 e soprattutto 70 del Novecento. L'ambientalismo, anche in questo caso, come abbiamo già fatto per sostenibilità, possiamo fare per ambiente, si possono trovare naturalmente dei precursori, degli antesignani, qualcosa che veniva prima, ma naturalmente ai tempi queste figure che possiamo individuare non si chiamavano, non si definivano ambientalisti. La stessa selvicoltura scientifica, da molti studiosi, viene considerata come una sorta di anticipatrice delle attuali teorie, no? Dell'ecoefficienza o della modernizzazione ecologica. Un altro filone che viene spesso individuato come filone, insomma, no? Di proto-ambientalisti è quello molto variegato che io qui ho chiamato, semplificando ma riprendendo un po' un concetto proposto dallo storico indiano Ramachandra Gua, del romanticismo e del ritorno alla terra. Cioè un filone che si diffonde in vari paesi durante la fase di prima industrializzazione di questi paesi e che in opposizione appunto allo sviluppo industriale promuove un ritorno alla terra, un ritorno alla vita in campagna e alla vita rurale, sia come naturalmente ambiente in cui vivere, sia anche come valori, in buona sostanza, no? In Inghilterra si è ovviamente diffuso prima che altrove, per l'ovvia ragione che in Inghilterra la rivoluzione industriale è iniziata. I nomi che vengono ricordati solitamente sono Ruskin e William Morris. Un esempio, credo, famosissimo è quello dello statunitense David Henry Thoreau. Un altro che può rientrare in questo filone, che viene considerato da tutti, no? Un antesignano del moderno ambientalismo, è Gandhi. Una figura forse meno nota per i suoi scritti ambientali invece è Lev Tolstoj, no? Che è famosissimo ovviamente come autore, come scrittore di romanzi e di racconti, ma come sapete nell'ultima fase della sua vita Tolstoj non ha più scritto romanzi o racconti, ma ha scritto saggi di carattere etico-politico, diciamo così. Lui aveva
un approccio di anarchismo cristiano in cui c'era una fortissima componente di riflessione sui temi appunto del rapporto con la natura, e poi aveva anche fatto, insomma, oltre a teorizzare queste cose, aveva tentato anche di metterle in pratica con uno stile di vita molto particolare, e è stato anche di grande ispirazione per Gandhi. C'è un carteggio tra i due in cui appunto Gandhi si dichiara in gioventù suo discepolo, che è stato anche pubblicato in italiano. Infine c'è un ultimo filone di quelli che vengono considerati un po', no, gli antesignani del moderno ambientalismo, che è quello della cosiddetta protezionismo o della protezione della wilderness, no? E ovviamente è un filone che ha la sua centralità soprattutto nel contesto nordamericano, tant'è che wilderness è solitamente riferito a quel contesto. È anche difficile a volte riuscire a tradurre, rendere, no, il concetto in italiano, e che ha delle peculiarità, naturalmente. Si afferma con lo sviluppo, no, l'espansione della frontiera, la colonizzazione dell'ovest degli Stati Uniti, e in questa fase naturalmente si pongono una serie di questioni che portano alla creazione dei primi grandi parchi nazionali americani, Yellowstone, Yosemite e altri, e che sono anche il frutto di vari fenomeni, tra cui due che vi ho ricordato qui nelle slide. Sono da un lato la nascita dell'industria del tempo libero, e dall'altro il ruolo che questi parchi hanno avuto anche nel processo di nation building degli Stati Uniti, no? Spesso viene ricordato che gli Stati Uniti non hanno dei monumenti storici su cui costruire un processo simile a quello che in Europa viene realizzato appunto su questi monumenti, e hanno come alternativa i parchi nazionali. Ma una situazione simile, volendo andare nella scala italiana, di proto-ambientalismo, può essere individuata in una serie di movimenti di conservazione della natura che anche qui si diffondono soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento. Sono soprattutto espressione di un movimento che riguarda le elite culturali, scientifiche e politiche urbane, limitate in termini numerici ma molto influenti, che portano appunto alla creazione di una serie di associazioni. Le più note credo siano queste che vi ho scritto qui: il Club Alpino Italiano nel 1863, il Touring Club Italiano nel 1894 e la Promontibus et Silvis del 1899, con caratteristiche diverse naturalmente dal caso americano, perché qui si tratta ovviamente di un ambiente antropizzato, su cui non c'è questo mito della wilderness, che poi in realtà è stato anche decostruito per il caso americano. Questi i precursori, però ripeto, si tratta di esperienze che oggi, no, col senno di poi, vengono comunemente associate all'ambientalismo, ma che naturalmente non si definivano ambientaliste. L'ambientalismo di massa è un fenomeno, un prodotto della seconda metà del Novecento, soprattutto della fase che va tra gli anni 60 e 70 del Novecento. Che qui c'è gli storici hanno individuato una sorta di cronologia standard, se vogliamo, che qui vi propongo. Il punto di svolta è solitamente individuato nel 1962, con la pubblicazione di Silent Spring di Rachel Carson, che ebbe un enorme eco mondiale, fu tradotto quasi da subito in moltissime lingue, vendette tantissime copie. Il volume, insomma, Rachel Carson era una biologa, però anche una forte sensibilità sociale, che si era accorta che nella zona in cui viveva, nel corso degli anni, le primavere erano diventate sempre più silenziose, e da qui il titolo. Il motivo è che l'utilizzo di diserbanti, pesticidi industriali, in particolar modo il DDT, stavano, no, provocando la moria di moltissimi uccellini e di altri animali, e quindi rendendo appunto queste primavere sempre più silenziose. La diffusione del libro di Rachel Carson portò anche a una serie, nel giro di pochi anni, di interventi politici che portarono, tra le altre cose, appunto anche alla messa al bando del DDT e all'ascesa, insomma, di un nuovo soggetto politico, anche se non necessariamente come partito ancora in alcuni paesi. Poi naturalmente ci fu anche questo sviluppo, ma insomma di attore politico, che era quello appunto dell'ambientalismo. Negli anni successivi un'altra data che viene solitamente indicata è il 1970, la prima giornata della Terra, che viene celebrata il 22 aprile. Anche qui, soprattutto negli Stati Uniti, vi è una partecipazione divisa in molte città di centinaia di migliaia di persone. Ma già nel 68, vi ho indicato anche come immagine, no, la prima
foto della Terra vista dall'orbita lunare, pubblicata alla vigilia di Natale, che divenne da subito anche una icona del movimento ambientalista, allora in fase di costituzione, no? Con l'idea che c'era un solo pianeta, che andava a sottolineare appunto la limitatezza e la finitudine, no? Del pianeta e delle risorse disponibili, e quindi appunto sensibilizzò l'opinione pubblica in questo senso. E poi c'è il 1972, che è considerato l'anno decisivo da questo punto di vista nello sviluppo, no? di questi fenomeni avviati dalla pubblicazione del libro di Rachel Carson. C'è la prima conferenza dell'ONU interamente dedicata al tema dell'ambiente, che si tenne a Stoccolma nel 1972, che poi fu seguita da diversi altri summit, alcuni più o meno famosi. Uno di quelli che viene ricordato più frequentemente è quello del 91 di Rio, ma insomma si potrebbero fare molti altri esempi, e che di fatto poi oggi è la progenitrice di quelle che sono oggi le COP, anche se il format è mutato, insomma, questi incontri che tentano una sorta di governance globale dell'ambiente. E questa conferenza era stata preparata nei mesi precedenti da diverse iniziative, tra cui una che viene anch'essa solitamente ricordata e viene considerata una sorta di spartiacque, no? Nell'ascesa del movimento ambientalista, dei temi dell'ambiente a livello globale, e cioè la pubblicazione dei limiti dello sviluppo, un titolo molto famoso, commissionato dal Club di Roma ad alcuni ricercatori dell'MIT. In realtà il titolo italiano è un po' erroneo, perché sarebbe I limiti della crescita, la traduzione letterale dall'inglese, ma insomma un primo tentativo di sistematizzare in qualche modo le conoscenze a disposizione sull'ambiente globale, a tratteggiare scenari sul deterioramento che questo ambiente poteva avere nei decenni successivi, e quindi a segnalare una sorta di criticità, una serie di criticità, di problemi, e anche a mettere in guardia appunto sulla deriva che stava prendendo lo sviluppo industriale in termini di consumo delle risorse. Questa è in buona sostanza la lettura classica e convenzionale, cioè l'ambiente come ambiente globale si sviluppa, e la preoccupazione, il dibattito, la discussione sull'ambiente, inteso come appunto dimensione ecologica e globale, si sviluppa in parallelo allo sviluppo del moderno ambientalismo di massa, di cui poi naturalmente ci sono molte altre varianti. Ad esempio, molti oggi ragionano su quello che viene definito l'ambientalismo o l'ecologismo dei poveri, cioè su come nei paesi, ad esempio, del sud del mondo è stato interpretato, no, lo sviluppo dell'ambientalismo di massa. Ma insomma questa è in buona sostanza la versione classica che veniva proposta. Negli ultimi anni sono usciti una serie di studi che stanno in qualche modo problematizzando questa interpretazione, a partire dalla cronologia, ma insomma poi la cronologia fa molto, no? Innanzitutto stanno questi studi anticipando lo sviluppo del dibattito e del ragionamento e del discorso sull'ambiente, no? Lo sviluppo del concetto di ambiente, di circa un po' 15 anni, insomma un ventennio più o meno. Si sta passando progressivamente da questa cronologia che vede dall'inizio degli anni 60 a un culmine, insomma, poi, no? Dello sviluppo nel 72, ha una cronologia più risalente, che vede nella fase dell'immediato dopoguerra, del secondo dopoguerra, l'inizio dell'elaborazione di una serie di approcci, di dibattiti, di questioni, che sono già quelli propri, con le caratteristiche proprie dell'ambiente, del ragionamento poi che verrà fatto sull'ambiente nei decenni successivi. Inoltre questa nuova interpretazione, senza negare naturalmente il ruolo, il valore dei soggetti, no? Già analizzati, di cui vi ho brevemente dato conto dalla letteratura nei decenni precedenti, ha però messo in luce, fatto risaltare l'attività di altri soggetti, di altre dinamiche, di altri processi nell'andare a definire questo concetto di ambiente globale, no? In particolare questa nuova consapevolezza, secondo questi studi, non è dipesa solo dal ruolo di alcuni studiosi, diciamoli così, militanti e molto sensibili al tema dell'ambiente anche in termini proprio di ambientalismo, come poteva essere Rachel Carson,
ma anche da tecnici che ragionavano su questi temi e su questi concetti all'interno degli apparati statali, molto spesso di apparati o direttamente alle dipendenze o finanziati dal Ministero della Difesa, soprattutto negli Stati Uniti, e che non erano necessariamente impegnate in quello che oggi noi definiremo, insomma, in termini di ambientalismo. E anche sul piano geografico si è passato da un'interpretazione di questo fenomeno da un lato bottom-up, cioè che partiva, no, dai movimenti sociali o dall'impegno dei singoli e veniva progressivamente recepito dalle istituzioni, soprattutto in alcuni paesi, e poi che si era diffuso geograficamente, a un'interpretazione top-down, cioè che partiva invece da queste istituzioni, da alcuni, diciamo, parti di queste istituzioni, da alcuni tecnici coinvolti in queste istituzioni, e che aveva però da subito non una diffusione, ma una logica già globale, anche a volte appunto in termini imperiali, in qualche modo. In questo senso, quello che viene solitamente individuato come il nuovo possibile punto di svolta, se vogliamo chiamarlo così, dello sviluppo del moderno concetto di ambientalismo, appunto viene collocato nel 1948, quando fu pubblicato un libro di William Vaught, che era un ecologo americano che durante la guerra aveva lavorato a alcuni progetti di ricerca per il Ministero della Difesa degli Stati Uniti, che si intitola Road to Survival, che ebbe anch'esso una grande diffusione, anche se poi appunto è stato spesso trascurato a lungo dagli storici nella ricostruzione appunto dello sviluppo dell'ambiente e dell'ambientalismo, no? E questo volume in realtà però ha in sé già tutta una serie di elementi che sono quelli che poi caratterizzeranno il successivo dibattito nei decenni successivi, in parte che ancora lo caratterizzano. Allora, da un lato naturalmente c'era la centralità che il tema assumeva. Vaught usa in maniera esplicita il termine ambiente riferendosi a qualcosa di globale, all'ambiente globale appunto, e secondo lui appunto la gestione di questo ambiente globale doveva essere la priorità politica e sociale di tutti i governi. Il suo approccio è ancora di tipo, soprattutto in relazione al rapporto tra popolazione e ambiente. Siamo in una fase in cui c'è un fenomeno che viene definito di revival malthusiano. Vi è una ripresa forte delle teorie di Malthus sulla popolazione, non più concepite su scala nazionale o locale, ma su scala globale. C'è anche tutta una serie di preoccupazioni per la bomba demografica che si sta pian piano sviluppando in alcune parti del mondo. E soprattutto il rapporto tra ambiente e popolazione non è più letto solo in termini di esaurimento delle risorse, quindi crisi demografica in maniera tradizionale, no, proprio come le elaborava Malthus, ma in rapporto anche all'inquinamento che questa popolazione in crescita può provocare, quindi danni ambientali anche provocati dall'inquinamento. Però poi il lavoro di Vaught ha in sé tutta una serie di elementi che caratterizzeranno a lungo il dibattito su questo ambiente globale. Innanzitutto il focus è sul futuro. L'ultimo capitolo si intitola Our Common Future e naturalmente ai tempi, nell'immediato dopoguerra, il futuro era in buona sostanza la dimensione costitutiva del discorso pubblico. Però in parte, anche in queste epoche, no, che spesso si fa riferimento al presentismo, nel tema ambientale lo è ancora. Se voi vedete i rapporti dell'IPCC che vengono regolarmente pubblicati e che quindi poi vengono anche dibattuti nei giornali, vedete che c'è sempre una futurologia nel dibattito, no? Si prevedono scenari dal 2100, dal 2150 e così via, un elemento costitutivo. Il secondo è che questo sapere, questo nuovo sapere, che poi prenderà la formula, in inglese si dice di Earth System Science, di scienze del sistema Terra, l'idea di appunto di studiare la Terra come un sistema, è strettamente connesso ai vari governi, a degli apparati amministrativi. Questo anche per ragioni meramente di funzionamento economico, perché si tratta di un sapere che progressivamente nel corso del tempo, già da subito, ma poi ha richiesto sempre più quantità di finanziamento per attivare delle ricerche che richiedevano tecnologie anche molto costose. In questo senso, il fatto che si sviluppino questi studi nell'immediato dopoguerra
non è una coincidenza, perché una buona parte delle strumentazioni che consentono di avere un quadro globale sull'ambiente, l'atmosfera, l'idrosfera e così via, sono strumentazioni che sono state implementate in ambito militare. Prima nella Seconda Guerra Mondiale in parte e poi soprattutto durante la Guerra Fredda. Per semplificare molto, è chiaro che lo sviluppo di missili intercontinentali richiedeva una conoscenza dell'atmosfera terrestre di cui prima non c'era bisogno. Lo sviluppo della guerra sottomarina e di sottomarini nucleari richiedeva una conoscenza dell'oceano molto maggiore rispetto a quella di cui c'era necessità prima, e anche, ad esempio, visto che si tratta di aree calde nel contesto già della Seconda Guerra Mondiale e poi della Guerra Fredda, della situazione dei poli, della situazione dei ghiacciai e quindi quello che poi sarebbe stato conosciuto come lo scioglimento dei ghiacci. Ma si potrebbero fare molti altri esempi su come le tecnologie che rendono possibile dare una visualizzazione, una conoscenza di questo ambiente si sviluppano in ambito militare. E poi altro elemento, questa visualizzazione dell'ambiente è sempre più associato alla cosiddetta big science, cioè una conoscenza quantitativa, che anche qui viene resa possibile dallo sviluppo di macchine che poi diventeranno naturalmente i moderni computer o calcolatori che dir si voglia. E poi, ultimo aspetto, si fonda anch'essa su una logica di scala, cioè il passaggio da un locale a un globale, dallo studio di determinati contesti specifici che però permettono di ricavare dati e informazioni, sempre attraverso tecnologie di varia natura, che fanno proiezioni su un caso generale. Quindi rispetto a questa diciamo tradizionale sviluppo, no, del concetto della riflessione del dibattito sull'ambiente come fenomeno, problema globale, quella che oggi viene definita la crisi ecologica, inizialmente associato allo sviluppo dei movimenti ambientalisti, c'è un secondo filone, lo definirei di expertise tecnico-scientifico e amministrativo, che naturalmente non annulla l'interpretazione precedente, ma sicuramente la complica nel cercare di capire appunto i rapporti che c'erano tra opinione pubblica e governo, tra interessi di diversa natura, e anche materialmente su quelli che sono poi le tecnologie, le tecniche, i sistemi che permettono di conoscere e visualizzare questo ambiente. Io mi fermerei qui e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, mi pare che possiamo assolutamente ringraziare il professor Bonan per la chiara esposizione, insomma, per gli elementi toccati. Io qui non vedo domande giunte dalle persone che stanno seguendo su YouTube, e quindi quindi non ci sono domande, non c'è la compilazione del modulo. Magari possiamo, se volete, insomma, chiedo al professor Bonan se attualizzando alcune delle tematiche che ha toccato, vuole commentare alcune questioni che sono assolutamente attuali, no? La prima penso che possa riferirsi proprio a questo rapporto con la foresta e con il bosco e con il legno, con l'importanza della vita, sia per chi lavora, questa è una cosa che appunto è stata sottolineata, sia però, aggiungo, per chi ci vive. E io penso che, e quindi le chiederei un primo commento relativamente al fatto che determinate rivolte, se così le vogliamo chiamare, determinate manifestazioni, determinate proteste esistono ancora nel XXI secolo e sono importanti perché ci richiamano
anche alla questione della vita di popolazioni indigene che fanno di quell'ambiente non soltanto appunto il luogo da cui trarre sostentamento, ma appunto un luogo in cui vivono, e queste cose poi le ritroviamo nelle proteste anche urbane, nel senso che ci sono poi manifestazioni di varia natura che ritroviamo soprattutto nel continente americano, ma non solo, forse quelle sono quelle più note, no? Immagino, e che ancora una volta pongono al centro sia il problema dell'ambiente, della difesa dell'ambiente, sia il problema della difesa delle popolazioni che vivono in quei contesti. No, questo per prendere la prima parte della sua argomentazione, della sua ricostruzione. Poi ci sono le altre parti, però se vuole cominciamo. C'è anche Nadia che ha alzato la mano. Volete che rispondo ora o aspetto la domanda? Sì, allora, sì, assolutamente, sull'attualità. Naturalmente poi io non sono entrato su questo, ma ad esempio quando prima ho fatto quel brevissimo accenno a questo approcci che vengono definiti di ecologia dei poveri, una formulazione dello storico Joan Martínez Alier, su come l'ambientalismo è stato, diciamo, si è sviluppato in contesti postcoloniali, ma non necessariamente. Ad esempio, molti studi sono stati fatti anche per gli Stati Uniti nelle aree dei cosiddetti ghetti, quindi il rapporto tra ambientalismo e anche questione razziale e così via. Nei contesti, diciamo, postcoloniali, la questione forestale è stata centrale. Insomma, probabilmente ricorderete in India il movimento Chipko e soprattutto in Sud America la figura di Chico Mendes, che è uno, insomma, dei padri dell'ambientalismo sicuramente, e che è stato ucciso per la sua tentativo di difesa. Lui era un sindacalista, insomma, di queste aree, che si opponeva in buona sostanza alla deforestazione di aree amazzoniche per trasformare quest'area in pascolo. È secondo me una questione che, volendo arrivare al tema del presente, ora ci sono due questioni. Da un lato, l'esempio che volevo farvi io sulla sostenibilità, secondo me, pone il problema di la sostenibilità, per come la si vuole definire, la si può definire solo conflittualmente, no? Cioè, ci sono degli interessi diversi, e così in generale la questione ambientale non può essere staccata da quella sociale. Cioè, questa idea dell'efficientismo tecnico, secondo me, lascia il tempo che trova per risolvere certi problemi, se non c'è una ridiscussione più generale di questioni sociali. Per arrivare invece al presente anche più semplice sulla questione forestale, secondo me è una cosa un po' interessante, cioè, che noto soprattutto negli ultimi anni. C'è stato un cambiamento nel cibo, no? Ormai siamo sempre più attenti, giustamente, a vedere da dove viene il cibo che mangiamo, che non abbia previsto sfruttamento, che abbia anche rispettato certi criteri non solo sociali ma anche ambientali nella sua produzione e nella sua filiera. Eppure siamo immersi nel legname. Io qui sono in un tavolo di legno, la sedia di legno, e così vedo, insomma, scrivanie, librerie, eccetera. Non abbiamo assolutamente idea di dove viene, da dove viene quel legname. È una situazione paradossale, è una situazione per cui probabilmente lo importiamo da delle aree in cui c'è una deforestazione acutissima. A livello globale c'è un enorme problema di deforestazione, uno dei principali problemi ambientali senza ombra di dubbio. Ci sono territori dell'Asia o del Sud America in cui vengono abbattuti superfici grandi come medi paesi europei, e invece ci sono altri contesti in cui non si riesce ad attivare una filiera di prossimità. Questo naturalmente, insomma, è un problema non facile da risolvere, ma su cui forse bisognerebbe cominciare magari a parlare come del cibo, no? A cercare di individuare una filiera, da dove arriva questo legname con cui ho preso la scrivania, la libreria e così via. Quindi di non accontentarsi, dice, dell'etichetta. Sì, io in molti casi, poi uno può informarsi, naturalmente certe cose le può scoprire, però in molti casi è difficile sapere per il legname quello che si può sapere per altri prodotti. Insomma, questo è un esempio. Allora Nadia, se vuoi intervenire, poi ci sono due domande nella chat. Sì, grazie. Una è proprio
un chiarimento, visto che facevi riferimento idrosfera, atmosfera, eccetera, ambiente e biosfera, se puoi commentare così in cosa si differenziano, che approcci ci sono rispetto a queste cose. E un'osservazione, ma immagino sia difficile commentare, ora che la ricerca scientifica sia connessa alla ricerca militare, lo sappiamo probabilmente da tanto tempo. Quello che mi sta sconvolgendo in questo periodo di guerra è il totale arretramento del discorso pubblico proprio sul tema dell'ambiente, sugli effetti che la guerra in corso ha sull'uso delle risorse, l'idea di tornare allo sfruttamento delle miniere, il legname, mi fa paura la guerra in sé, ma sembriamo incapaci di ragionare in termini planetari su proprio un problema di sostenibilità alla fine. Ma così, capisco che la cosa è molto, molto difficile, insomma, c'è poco da commentare probabilmente. Comunque grazie. Grazie mille a te. Ma allora, sulla biosfera non l'ho in effetti inserita nel PowerPoint, avrei dovuto. C'è una storia interessante perché tra i possibili precursori, no, del termine ambiente c'è proprio biosfera, che era stato formulato, insomma, un concetto che era stato formulato da uno scienziato russo, sovietico, negli anni 20, Vernadsky, con un'accezione diversa da quella che ha adesso. Ora, la biosfera adesso è una parte, no? Potremmo definire che è una parte dell'ambiente, non so, un livello, è la parte del vivente, no? Degli animali e delle piante, a cui si aggiunge l'atmosfera, ma c'è anche la pedosfera, l'idrosfera e così via. E qui abbiamo un complesso che è l'ambiente. Vernadsky invece la definiva come qualcosa di più articolato, come qualcosa appunto di più globale, che comprendesse anche appunto i livelli in cui la biosfera, quella che oggi chiamiamo biosfera, era inserita, quindi l'idrosfera, l'atmosfera. E l'ipotesi che viene fatta nelle ricerche, lui è stato poi tradotto, prima in francese e poi anche in inglese, è che abbia molto influenzato come teorie l'approccio che viene definito di Gaia, che forse avete sentito citato, quest'idea appunto della Terra come Gaia. Lui viene un po' considerato l'antesignano di questo modello, di questo approccio, adesso mi viene olistico, ma insomma che però presentava già delle interconnessioni generali. Sulla seconda parte della domanda, sì, è molto difficile, come dire qualcosa. Io non so se l'ho già fatto la volta scorsa, anche se il tema era diverso, ma io tutte le volte che parlo di questi temi cito sempre Amitav Ghosh, perché secondo me è quello che ha scritto le cose più interessanti sulla crisi climatica, la crisi ecologica. Secondo me la grande cecità, non so chi di voi se l'avete già letto, insomma ve lo consiglio assolutamente, è ancora, anche se ormai ha un po' di anni e ovviamente sono temi anche molto dinamici, il libro su questi temi, per la capacità sua naturalmente anche di coinvolgere il lettore, per la capacità di intrecciare tanti problemi, quello delle rappresentazioni, quello della politica, quello della storia. E lui lo dice in maniera esplicita, la parte sulla storia, lui inizia dicendo che insomma c'è questa giusta attenzione, no, a associare la crisi ecologica al capitalismo nel rapporto appunto tra dinamiche sociali ed ecologiche, che lui dice va benissimo, però secondo me bisognerebbe sottolineare di più la questione dell'imperialismo e quindi di come certe scelte, certe dinamiche abbiano insomma, aumentato, accelerato una serie di problemi ambientali sempre più gravi. Di suo, oltretutto, adesso è uscito un secondo lavoro, sempre più di quelli, mi riferisco ai saggi, perché poi nel frattempo sono usciti anche dei romanzi, che si chiama l'edizione della Noce Moscata, in cui tenta di approfondire di più questo rapporto tra sistema militare, imperialismo e questioni ambientali. Due cose sono interessanti secondo me. La prima è che il sistema militare ha un enorme impatto ambientale, no? Sì. In questo libro lui citava i consumi di un aereo da combattimento, sono consumi in un'ora di quello che fanno non so quante macchine nella vita media di una macchina. Per fare uno dei tanti esempi possibili, naturalmente. E l'altra cosa è che se analizzava anche una serie di report, diciamo, che poi erano di fatto pubblici, no? Degli apparati di sicurezza di alcuni paesi, è che questi apparati sono perfettamente... Mentre fino a ancora pochi anni fa c'era anche un po' una mistificazione del problema ambientale, no? C'era una negazione, c'era
tirare la palla più in là, c'era un dire ma ci sono dei dubbi, eccetera, eccetera. Gli apparati militari invece erano certissimi, cioè quello che poi insomma è emerso come acquisito, e difatti elaboravano strategie proprio ragionando su questi scenari, su come comportarsi di fronte appunto a esodi di massa creati da disastri ambientali e così via. E questo quindi forse dovrebbe essere anche sottolineato di più, cioè in quei settori in cui, cioè, in cui l'interesse è uno, è chiaro che è quello militare, non c'è il dibattito su quanto vero è o quanto finta è la crisi ecologica. C'è una consapevolezza, solo che poi non viene naturalmente trasmessa e non vengono prese le conseguenze pubbliche di questa consapevolezza. Grazie davvero per queste osservazioni, per queste risposte. Abbiamo due domande. Una arriva dall'Istituto Comprensivo di Montecchia e Ronca. Si chiede, le chiedono, se oltre alla bibliografia sul tema ci fosse anche una iconografia. Sì, ovviamente sì, dipende un po' da cosa intende, ad esempio come dire, sullo sviluppo del concetto di ambiente e di ambientalismo, c'è moltissimo anche sullo studio dei manifesti, sull'uso che certe immagini iconiche hanno avuto nella formazione di un'opinione pubblica, nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Penso insomma all'immagine appunto della Terra vista dall'orbita lunare che vi ho mostrato prima, ma ad esempio c'era anche questi manifesti invece sull'idea della Terra come un'astronave, no? Questa idea comunque insomma di essere parte di un unico ambiente limitato in cui bisogna cercare di sopravvivere e coesistere. Quindi sì, c'è moltissimo, c'è molto naturalmente anche sulle immagini visuali, sulle rappresentazioni. Ci sono sempre di più anche cose artistiche, alcune anche in parte un po' problematiche, no? Non so se avete visto, ha avuto abbastanza diffusione. Pochi anni fa è uscito questa mostra associata a un documentario, si chiama Antropocene, o meglio in inglese Anthropocene, che insomma prende spunto da questa nuova epoca geologica che secondo alcuni dovrebbe essere l'epoca in cui è chiaro che l'essere umano è una nuova forza tellurica, è il principale agente del cambiamento sistemico della Terra. E c'era questa mostra e documentario, secondo me interessante, ma che ha sollevato anche una serie di perplessità e di criticità. Ad esempio questa scelta di avere una immagine molto pulita e evocativa e insomma anche in qualche modo di immagini suggestive, no? Io ricordo un'immagine, c'era questo fiume di colori quasi fosforescenti a causa di scarichi, e però vista senza avere la locandina sotto uno poteva dire che bei giochi d'acqua, invece no, era un inquinamento, quindi non trasmetteva forse, secondo chi l'ha criticata soprattutto, anche questa necessità di trasmettere l'inquinamento anche, come dire, dell'aria inquinata e così via. Però è stata suggestiva. Oltretutto c'è una parte molto bella che è girata nella miniera tedesca, dove ora insomma è stato negli ultime settimane oggetto di varie manifestazioni, c'era anche Greta Thunberg, e è suggestiva. Credo si trovi anche nelle piattaforme, non lo so. La mostra era stata, io l'avevo vista a Bologna al MAST, ma ha girato un paio di città in Italia. Grazie. Sì, poi immagino, sappiamo che c'è accanto a questo ci sono anche molti dati statistici, molte mappe, molti dati quantitativi, molte infografiche che sono sicuramente utili anche didatticamente, no? Intendo, per affrontare la questione. Sì, molte cose purtroppo in inglese, ad esempio su dati, grafici e mappe, si trovano nel sito dello Stockholm Resilience Center, che è un centro di ricerca attivo a Stoccolma su questi temi, in buona sostanza. Sono quelli che hanno formulato un po' l'idea dei planetary boundaries, di questa idea di avere dei parametri di sicurezza in cui dovremmo riuscire a rimanere su certi temi e su certi assetti. C'è, ad esempio, per quanto riguarda la conflittualità ambientale, un Atlante dei conflitti ambientali, che è stato implementato anche per l'Italia su molti temi. Originariamente era stato creato da un gruppo di lavoro che aveva sede a Barcellona, ma insomma prende
insomma, casi da tutto il mondo, e però ne ha molti anche per l'Italia. E poi c'è un portale che è stato sviluppato dai ricercatori del Rachel Carson Center, che si chiama Environment and Society, e anche lì c'è iconografia, ci sono delle schede tematiche su moltissimi temi di questioni ambientali, ci sono tutta una serie di approfondimenti. Purtroppo ci sono molte cose, diciamo, in inglese, forse un po' meno in italiano, questo è un po' un limite, però insomma vedo che stanno anche, insomma, stanno diffondendo anche le questioni, insomma, le opportunità di approfondimento in italiano, ecco. D'accordo. Poi noi confidiamo, insomma, sulle competenze linguistiche nostre, anche dei ragazzi che sicuramente possono accedere a queste informazioni. C'è un'altra domanda dell'Istituto Comprensivo di Sant'Orso, della professoressa Valeria Scolaro, che chiede: secondo lei, da parte dei governi c'è un reale interesse per la salvaguardia dell'ambiente, o vince il desiderio di cavalcare l'onda della green economy con tutto il business annesso? Ma non lo so, penso che dipenda anche molto dai vari contesti. Sicuramente c'è una, come dire, non lo so, io mi rendo conto che anche quando faccio il corso di storia ambientale, molto spesso le domande poi cercano un aggancio gli studenti cercano un aggancio al presente, alla contemporaneità, e sì, non c'è da stare troppo allegri naturalmente, però allo stesso tempo penso anche che ci siano minimi segnali di speranza, insomma. Molto concretamente, no? Sempre per tornare all'esempio che vi facevo prima, La grande cecità di Ghosh è un libro del 2015, e lui nell'ultima parte, insomma, diceva che non vedeva grandi segnali di svolta a livello di movimenti sociali e politici, anzi, insomma, un po' si agganciava volendo trovare un minimo di chiusura in positivo alla questione che era appena stata pubblicata la Laudato Si. Quindi vedeva un po' nelle figure religiose forse qualcuno che poteva contribuire in questo senso. Ora, già un paio d'anni dopo la situazione, ma insomma pochi anni dopo, la situazione era molto cambiata in termini di attivismo su questi temi. Extinction Rebellion, Fridays for Future, insomma movimenti che con pregi e difetti, però sono movimenti che vedono un coinvolgimento, mi sembra, attivo e anche massiccio di persone che è attenta a questi temi, quindi nel giro di pochi anni le cose possono cambiare, ecco. Secondo me un po' il limite di questi, spesso, no, di questi report, che sono giustamente, inevitabilmente fatti come scientifici che danno questi quadri molto lunghi nel 2100, rischiano di far perdere magari importanza al fatto che però i cambiamenti sociali possono avvenire su scale non più brevi, quindi insomma non bisogna avere questi quadri in mente, bisogna sapere che sono quadri preoccupanti e tenerli a mente, perché ormai sono anche quadri naturalmente su cui c'è un pieno consenso di tutti gli studiosi, però poi non si può ridurre tutto a una proiezione per il 2100, ma ci sono dinamiche sociali che avvengono sul breve periodo, sul medio periodo, e che forse possono lasciare un po' di speranza, almeno, ecco, mettiamola così. D'accordo. A proposito di speranza, io volevo fare l'avvocato del diavolo. No, porre, agganciandomi a c'è un'altra domanda in realtà, ma insomma, a volte volevo chiederle, secondo lei, quanto rispetto alla consapevolezza del problema su scala globale, no? Così come lei ce l'ha presentato, e di un governo globale del problema, no? Così come lei stesso ci ha detto, secondo lei, rispetto a questo, quanto questa globalizzazione di un problema che ovviamente non può essere affrontato solo su scala micro, quindi così, ma ha bisogno di un respiro, insomma, di considerazioni maggiori, quanto questa consapevolezza responsabilizza o deresponsabilizza i governi, i singoli governi, che magari appunto potrebbero nascondersi
dietro alla questione dei problemi talmente ampi che sono difficili appunto da controllare, è difficile rispondere, ci si rimette a decisioni di altri o di altri enti o a livello europeo o a livello globale, quasi come alibi per non intervenire. Non so se lei ha questa cosa o se sono pessimista rispetto a queste... Sì, devo dire che sul piano della governance è sicuramente quello che da quel poco che ho capito io e che riesco a leggere io è quello più complicato, perché da un lato c'è una questione di difficile soluzione di logiche, diciamo, contrapposte tra paesi che potrebbero, forse hanno anche le risorse per accelerare certe svolte, e però le vorrebbero, diciamo, valide per tutti, e paesi che dicono vogliono vedere lo storico, e cioè dire un conto è quello che si consuma, si inquina oggi, un conto è che ci sono paesi che lo fanno da 300 anni e noi siamo appena arrivati al tavolo. E questo sono due dinamiche contrapposte che non sono di facile sintesi. L'altro è che naturalmente impone un ripensamento che prende dentro non solo assetti, diciamo, come dire, cioè impone un ripensamento della nostra vita sociale in maniera molto profonda, secondo me, perché la questione non è, anche in un medio periodo, dire ok, per ora avevamo 3 auto per famiglia, 4 auto per famiglia e adesso bisognerà averne una. Ognuno di noi, credo, io vi sto parlando da un computer, ho un cellulare di un certo tipo e magari qualcuno ha anche il tablet e così via. Se noi, spero che siamo tutti d'accordo, vogliamo che questa situazione sia una situazione, come dire, di equità a livello globale, siccome è un problema globale, non possiamo immaginare che certi device, certi strumenti, certe tecnologie si possano moltiplicare per tra poco 9 miliardi di persone. E quindi questo impone non la rinuncia, magari, che uno può dire sì, vabbè, vado in bici, a una macchina in più per famiglia, impone probabilmente delle rinunce anche più complesse. Sono anche rinunce in parte che, come dire, associamo non solo al consumismo, cioè sono anche parte del consumismo, ma ormai lo associamo anche al nostro vivere sociale e direi al funzionamento, diciamo, delle democrazie liberali. Cioè ormai i mezzi che vi ho elencato prima sono i mezzi attraverso cui io mi informo, ad esempio, accedo all'informazione. Sono i mezzi, penso per molti di voi, attraverso cui lo Stato ci comunica delle cose. La scuola, no? Immagino, ci comunica delle cose, e anche con dei tempi di risposta che impongono di avere, ad esempio, non solo un computer e basta, ma avere il cellulare da cui accedere alla mail. Questo sicuramente, cioè, c'è un problema, come dire, in parte, i trasporti uguale, no? I trasporti di medio-lunga distanza su cui si fondano ormai la vita di sempre più persone in certi paesi. Il nostro sistema di vita, non solo in termini di consumi superflui, ma sempre di più di questioni che riguardano il nostro lavoro, la nostra vita, diciamo, privata, anche abbastanza a livelli di base, sono energivori. Non è facile superare questa contraddizione tra, diciamo, le libertà che queste infrastrutture garantiscono e i costi che queste infrastrutture impongono. Chiaro. Allora, l'Istituto Comprensivo, e grazie, l'Istituto Comprensivo delle Zara di Mira, ed in particolare la domanda viene indicata dalla professoressa Sara Perinato, pone questa questione. Allora, innanzitutto le fanno i complimenti per l'esposizione chiara e densa di riferimenti. Leggo, quindi non interpreto, leggo. Chiara e densa di riferimenti, mi permetto di spostare l'attenzione sull'idrosfera, in particolare sulla linea dell'acqua potabile come chiave di interpretazione geopolitica di un'altissima percentuale di conflitti contemporanei, che sarebbero chiusi a 80 km o a nord o a sud di questo limite.
una sfida per la sostenibilità, l'accesso all'acqua ed eventualmente la sfida della desalinizzazione delle acque marine. Sì, sì, beh, questo è chiaramente un problema centrale. Io oltretutto sono arrivato, insomma, mi occupo di ambiente perché mi sono occupato soprattutto di acque. La lezione che avevo fatto l'altra volta era proprio su un fiume, il Piave, e effettivamente è una questione ovviamente centrale su tanti livelli, su tanti punti di vista, su tante questioni, no? Basti pensare, insomma, non facciamo un esempio magari, o meglio, poi faccio anche quello locale magari, ma i conflitti, esempio X, ci sono addirittura conflitti tra stati non confinanti per le risorse idriche tra Etiopia ed Egitto, per dighe che l'Etiopia vuole fare, che ovviamente cambierebbero, diciamo, il regime idraulico del fiume Nilo, con conseguenze importanti per l'Egitto, senza contare naturalmente poi i conflitti che ci sono tra stati confinanti e così via. E la questione del cambiamento climatico ovviamente impone scelte sempre più complicate. Io non so se l'avevo detto la volta scorsa parlando proprio del Piave, cioè ora il ragionamento sul Piave è un ragionamento, ma questo vale per tutti i fiumi italiani, vale ad esempio per il Po, vale per tutti i principali fiumi italiani, è un ragionamento in cui le concessioni ad uso energetico, quindi idroelettrico, ad uso irriguo, ad uso potabile per gli acquedotti, sono concessioni che sono state rilasciate molti decenni fa, nel caso del Piave, che è quello che conosco meglio, le principali tutte negli anni 50, in un regime totalmente diverso, che poi nel caso specifico erano anche concessioni totalmente erronee, perché si fondavano sulla disponibilità d'acqua che doveva garantire la diga del Vajont, che per poi, come sapete, per ovvi motivi non è mai entrata in funzione. E ora c'è un acceso dibattito su come gestire queste concessioni, ma sembra che il dibattito sia tra gli attori coinvolti come se fosse un gioco a somma zero. E cioè sì, se si usa un po' più d'acqua d'estate in agricoltura bisognerà abbassare un po' il livello delle dighe in quei mesi, o se si usa un po' di più acqua in agricoltura c'era un po' meno acqua per l'acquedotto XYZ. In realtà purtroppo è un gioco a somma negativa, perché l'acqua disponibile sarà sempre di meno. Sarà magari concentrata in periodi estremi, quella della piovosità, ma concreto esempio del Piave, ma si potrebbero fare molteplici esempi per il bacino del Po, ad esempio. Ricorderete tutti che pochi mesi fa ci sono stati grossi problemi sul ghiacciaio della Marmolada, che si sta sciogliendo e che ormai tutti gli esperti dicono avere al massimo 15 anni di vita. Parte di quell'acqua è calcolata nel conteggio dell'acqua del Piave, che poi viene prelevata per usi più diversi. Ma quell'acqua tra pochi anni non ci sarà più, la portata che garantiva la Marmolada. Così come nel caso del bacino del Po non ci sarà più l'acqua di moltissimi altri ghiacciai, o ce ne sarà sempre di meno. E questo aumenta anche il problema, appunto, della risalita del cuneo salino, cioè con l'aumento del livello dei mari, che è solo in parte oltretutto dovuto all'aumento allo scioglimento dei ghiacciai, in grossa parte è dovuta soprattutto al fatto che più è caldo, più l'acqua assume volume, no? Come tutti i corpi, si espande e quindi il livello aumenta indipendentemente dai ghiacciai. Poi aumenta in più anche per i ghiacciai. C'è una risalita del cuneo salino che creerà sempre più problemi nelle aree di pianura, insomma. La situazione per la Valle Padana è abbastanza preoccupante. Forse in questo anche c'era il discorso sull'iconografia, c'è un po' questa cosa da colossal hollywoodiani, per cui si immaginano sempre questi maremoti che arrivano d'improvviso e tirano giù mezza città. In realtà è un fenomeno molto più progressivo, per cui la città sarà già vuota quando eventualmente arriverà l'acqua, perché non sarà possibile addurre acqua, ce ne sarà così poca e sarà sempre anche così probabilmente caldo che si saranno spostati in molti. Non so se l'avete visto, ma due colleghi dell'Università di Padova, Telmo Pievani e Mauro Varotta, avevano fatto questo libro di cui adesso è uscito il sequel, che si chiamava Viaggio in Italia nell'era dell'antropocene, se non sbaglio. Era immaginato 1000 anni dopo il viaggio di Goethe in Italia cosa avrebbe trovato dato il cambiamento climatico. Ora, l'unica cosa positiva era solo per me ed Enrico Bacchetti, perché Belluno era diventato una megalopoli, perché era uno dei pochi posti abitati in Italia, e quindi insomma questa era l'unica nota positiva. Nel resto lo scenario era molto diverso. Ora non l'ho ancora letto, ma ho visto che hanno fatto anche il giro del mondo
dell'antropocene. È anche carino perché ha molte cartine, quindi è abbastanza divertente. Grazie. Allora, Enrico Bacchetti non è un'entità che così aleggia nell'universo, ma è il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza di Belluno, che, lo diciamo in modo tale che tutti poi lo contattino per le attività didattiche, si è occupato a lungo ed è esperto della questione storica e ambientale legata appunto al Vajont. Quindi Enrico, se vuoi dire qualcosa al riguardo, comunque sappi che ti abbiamo incastrato fino al 2035. Quindi, possono contattarlo anche per fuggire a Belluno al cambiamento climatico. anche questo. Certamente, sì. E poi appunto la questione ambientale è anche la questione dei disastri connessi, insomma, allo sfruttamento del territorio. E ritornando a quello che si diceva poco fa, è il problema delle acque e anche il pericolo delle guerre per sfruttare determinate risorse no, si dice sempre che l'acqua è una risorsa che ormai scarseggia sempre di più, diventerà sempre di più un problema garantirlo e temo che ne possano seguire proprio dei veri e propri conflitti. Ma soprattutto sui disastri legati all'ambiente, Giacomo, non so se volevi dire qualcosa. Beh sì, gli esempi naturalmente potrebbero essere moltissimi. Sicuramente uno particolarmente importante nel caso italiano è quello del Vajont, su cui però appunto probabilmente, anzi sicuramente ne sai molto più di me, forse potrai fare, non so se è in programma una lezione sul Vajont, ma anche varie figure, insomma. Io prima ho fatto degli esempi, no? Una cronologia diciamo globale, mettiamola così, però se volessimo stare al caso italiano, le figure che potrebbero essere considerate delle figure in parte antesignane e in parte in realtà figure di spicco dell'ambientalismo italiano sono spesso legate anche al loro ruolo nel denunciare, nell'avvertire, insomma, su certi disastri. Come antesignana direi sicuramente Tina Merlin, ma invece come ambientalista vera e propria Laura Conti e la questione di Seveso, insomma, se uno dovesse individuare una persona che può essere, insomma, il volto, insomma, di una certa stagione che ha permesso la diffusione di questi temi in Italia, sicuramente io penserei almeno a Laura Conti, quindi anche due donne che hanno posto delle questioni sul rapporto tra trasformazioni ambientali e chi pagava le conseguenze di quelle trasformazioni ambientali. Anche questo mi sembra un ottimo suggerimento sul piano didattico, no? Sul piano anche della discussione, cioè quindi sia le figure nominate sia gli eventi collegati. Allora ricordiamo due cose. La prima, Bonan l'ha appena accennato, è che c'è stato l'anno scorso e credo che sia ancora in corso una discussione tra il Veneto e il Trentino sull'uso dell'acqua che dal Trentino deve arrivare in Veneto, perché l'ultimo anno ci ha portato anche questo in dote, no? I problemi di approvvigionamento ci hanno portato anche la questione, quindi noi pensiamo spesso a questioni legate ad altri continenti, altri luoghi, e poi ci ritroviamo in casa a problematiche simili, no? Ma questo solo come commento. Ricordiamo invece di accedere al modulo presenze, che è attivo dalle 17:30 direttamente da YouTube per firmare, ok? Per firmare. E credo che ci sia un'ultima domanda, io non so, chiedo anche al dottor Gaudio per quanto riguarda i tempi, dell'Istituto Marco Minghetti, chiedono, si è parlato di legname, che cosa si può dire delle energie rinnovabili? Qual è lo stato dell'arte? Ma ne so, come dire, dal punto di vista tecnico sulla situazione attuale tanto quanto tutti voi, insomma, ecco, credo che ci siano anche qui, non so se si può fare pubblicità, io seguo una newsletter che si chiama Areale, che secondo me è fatta molto bene sulle novità in temi ambientali e lì si parla spesso della questione rinnovabile e sono esiti
incoraggianti in buona sostanza. Insomma, la crescita, diciamo, della fetta della torta dell'energia consumata che viene prodotta attraverso fonti rinnovabili è in aumento anche abbastanza, insomma, rapido comparato come poteva essere anche fino a pochi anni fa. Naturalmente, questo lo dicono tutti, non basterà, cioè la questione non sarà solo di produrla in maniera diversa, ma sarà anche una questione di efficientamento energetico, cioè di riuscire a consumarne di meno e soprattutto a sprecarne di meno, no? Tante volte, insomma, c'è anche un dibattito, poi ci sono anche dibattiti specifici, ci sono anche dei problemi legati alle rinnovabili. Insomma, io ripeto, no, vengo dalla provincia di Belluno, l'idroelettrico è una fonte rinnovabile che però non lo definirei a costo ambientale zero, mettiamola così. Quindi forse prima anche di fare certe scelte si potrebbe fare moltissimo sull'efficientamento di tante strutture. Ci sono anche progetti, ad esempio di un'edilizia popolare che sia ad impatto energetico zero, di concentrare lì i finanziamenti che a volte sono stati un po' dispersi in maniera anche magari favorendo non necessariamente quelli che ne avevano più bisogno. E poi c'è il dibattito che si sta un po' crescendo sulle comunità energetiche, che secondo me è molto, molto interessante, anche questo direi che fa un minimo ben sperare, però ecco, sono cose che conosco da lettore dei giornali, dei siti, ma di poco altro, ecco. Grazie. Chiedo anche a Chiara Massari, la docente, non perché voglia, come dire, trascinarla, però la docente distaccata presso l'Iveser, l'Istituto di Venezia, sappiamo bene che anche lei ha studiato, è esperta di questioni ambientali, quindi non so, Chiara, se in conclusione... Allora sì, è vero, poi quest'anno in particolare stiamo facendo un lavoro sul petrolchimico, quindi l'impatto ambientale del polo di Porto Marghera, insomma, quindi di materiale ce n'è, stiamo facendo interviste ed approfondimenti. Però a dire la verità io avevo notato un'altra cosa, io ho notato che ormai il professor Bonan lo conosciamo, che tende a fare sempre questi collegamenti anche letterari, no? Sì. E anche quello di oggi con Libertà, insomma, non me l'aspettavo, insomma, è interessante. Anche questa è una chiave possibile, no? Cioè io vedo che il tema dell'ambiente si presta moltissimo a percorsi interdisciplinari e quindi gli insegnanti di scienze, di tecnologie sono interessati, chiedono anche l'intervento di tipo storico per storicizzare il tema. E se ha qualche altro suggerimento da darci, di tipo letterario o altro. Sì, cerco di farli perché poi nella mia breve esperienza nella scuola dell'obbligo ho scoperto che ci sono questi moduli didattici che sono un tema centrale, quindi speravo fosse... E c'è tantissimo materiale, dipende un po' da quale settore, da quale tema volete incrociare, insomma, in che modo. Non lo so, prima si parlava di legname, io insomma ho studiato i boschi, ma quel poco che so degli alberi lo devo ad Arboreto Selvatico di Mauro Rigoni Stern, per capire anche come distinguerli, che secondo me lo riesce a fare con un testo appunto letterario in maniera molto più semplice e chiara di magari manuali tecnici, eccetera, eccetera. Ma i temi potrebbero essere veramente molti. Dei colleghi all'Università di Venezia adesso faranno un evento tra poco su letteratura e storia in riferimento alla gestione delle acque, non so se è già online, all'Università Ca' Foscari di Venezia, il Dipartimento di Studi Umanistici si chiama, e mi pare che sia il 18 di marzo, se non sbaglio, e quindi lì analizzeranno una serie appunto di opere artistiche, principalmente libri, ma mi pare anche un paio di film in riferimento alle acque. Sull'idroelettrico a me era piaciuto moltissimo un film che si chiama Still Life, non so se l'avete mai visto, ambientato in Cina durante la costruzione della diga delle Tre Gole, che insomma, sapete che è questa opera mastodontica che hanno spostato centinaia di migliaia di persone per realizzarla, ma forse anche e soprattutto per le superiori, secondo me come taglio del libro, un libro giusto sulla questione dell'idroelettrico è anche Resto qui di Marco Bazzano, che racconta invece in Trentino la costruzione di una diga. Però poi i temi sono veramente moltissimi. La stessa Laura Conti che ho citato prima
ha scritto anche insomma, il suo primo lavoro su Seveso è in realtà una fiaba per bambini, no? Quindi anche da questo punto di vista c'è la possibilità. E ce ne sono anche sempre di più. Questo mi sembra un altro aspetto che ho notato. Uno degli ultimi premi Pulitzer, L'Eco del mondo, è un testo, insomma, diciamo che ragiona molto sulla crisi ecologica in termini letterari. So che ci sono anche altri progetti, non so quando uscirà, ma avevo visto che uno degli autori del collettivo Wuming voleva fare proprio un lavoro sulla questione del delta del Po e di come appunto, insomma, in uno scenario futuro sarebbe diventato un'area molto, molto complicata in cui vivere. E poi c'è un'enorme narrativa, insomma, su cui ho opinioni, diciamo, contrastanti sulla montagna. Ormai è un genere, ci saranno, credo, nelle librerie le sezioni dei libri di narrativa di montagna, alcuni molto belli e alcuni più con una visione urbana forse, ma insomma dipende dai punti di vista. E però sì, c'è molto. Quello in cui forse c'è un po' meno di efficace è il cinema, perché insomma ce ne sono, ma non so, a me è piaciuto ad esempio sul petrolchimico, quello di Segre. Il mare, sì. Mi è piaciuto molto. So che ci sono anche altri lavori su casi specifici, sulla Terra dei Fuochi, insomma. Non ho ancora visto, abbiamo parlato anche di un documentario realizzato in Basilicata sull'area di estrazione del petrolio. A Torino l'estate c'è il Cinema Ambiente, in cui si può avere un po' una panoramica vedendo i film che escono sui film che permettono di ragionare su queste cose, insomma, ecco, quindi un po' di cose ci sono. Grazie. A lei. Bene, davvero, davvero grazie anche per le illuminanti, per i collegamenti, insomma, per le aperture che il professor Bonan ci ha dato. Do la parola al dottor Gaudio. Grazie professor Spinelli e grazie professor Bonan del suo intervento. Io credo che insomma possa essere poi utilizzato dai docenti per anche in qualche modo riproporre alcune tematiche in classe. Noi abbiamo appunto provveduto alla registrazione di questo incontro, che verrà messo a disposizione poi sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, insieme anche a tutti gli altri interventi che ci sono stati sia del ciclo di seminari di quest'anno, ma anche quelli dello scorso anno, proprio perché vogliamo in qualche modo creare un archivio didattico su alcune tematiche importanti sul secondo dopoguerra che in qualche modo possono aiutare poi i docenti e gli studenti alla riflessione storica su temi che poi diventano anche, ahimè, molto ma molto contemporanei. E qui magari non abbiamo affrontato, perché chiaramente il tema ci porterebbe molto lontano, ma anche il rapporto tra ambiente e politica, sia a livello nazionale che anche a livello invece internazionale, come in qualche modo ci siano profonde differenze, insomma, tra la situazione italiana e quella di altri stati, insomma, dove il tema ambientale diventa poi centrale proprio, addirittura si trasforma in movimento politico, insomma, ecco. È un altro tema, è un'altra lezione, è un altro seminario. Ringrazio ancora il professor Bonan perché è stato veramente molto, molto chiaro e credo che veramente abbia dato un supporto su questi temi. Professor Spinelli, noi ci vediamo il prossimo incontro, che dovremo avere il 3 di marzo con la professoressa Ilaria Pavane, il welfare state della Repubblica, anche questo tema, ahimè, quanto mai attuale, e quindi diamo l'appuntamento sia ai nostri insegnanti, agli insegnanti che ci stanno seguendo, che agli studenti al 3 di marzo. Ecco, mi raccomando, ricordatevi appunto dei nostri appuntamenti. Grazie mille a voi per l'invito.